Fare il punto sulle attività di tutela e di promozione svolte negli ultimi 5 anni e proporre nuove azioni utili allo sviluppo della lingua friulana. Sono gli obiettivi della 4ª conferenza regionale sulla lingua friulana che si svolgerà il 9 giugno a Gorizia. Oggi la presentazione a Udine. È stato presentato oggi l'appuntamento del 9 giugno a Gorizia con la 4ª conferenza regionale sulla lingua friulana. Duplice l'obiettivo: fare il punto su quanto è stato fatto e poi guardare avanti per immaginare le nuove azioni da mettere in campo. Assolutamente sì, l'analisi di quanto è stato fatto è essenziale per poter partire con una programmazione che sia sempre più efficace e attinente alle richieste del territorio. Direi che in quest'anno è stato fatto tanto per arrivare a questa conferenza, grazie al Consiglio regionale, agli uffici del Presidente Bordin, e siamo riusciti a dare corpo a un programma che possa essere appunto strutturato e possa dare le risposte a quanti desiderano per ogni argomento sapere di più sulla lingua friulana e sapere di più anche su quello che potranno essere le prospettive di una lingua che appunto vediamo ben insediata sul territorio, ma soprattutto con grandi capacità di essere espressa nella pubblica amministrazione e nell'area scolastica, che noi curiamo con particolare attenzione. Nel corso del pomeriggio del 9 giugno all'Auditorium della Cultura Friulana interverranno diversi esperti. Come avete immaginato, come è stato strutturato il programma? È stato strutturato semplicemente magari dando la possibilità alle università che hanno collaborato con noi negli anni per fornire dei loro contributi assolutamente autorevoli. Quindi abbiamo l'Università di Milano, l'Università La Carinzia, chiaramente l'Università del Friuli, o chiamata in altro modo Università di Udine, abbiamo l'Università dell'Ulster, e qui vorrei anche tra l'altro rimarcare un sondaggio che era anche abbastanza complesso, che è stato fatto appunto dall'Università dell'Ulster e poi riflesso sui nostri comuni di lingua friulana, e devo dire che su 173 comuni, 173, questa è la prima volta, hanno risposto con grande capacità e con grande attenzione. Questo significa che anche l'amministrazione pubblica ha un particolare interesse appunto verso l'utilizzo sempre costante e sempre più professionale di una lingua che vediamo estremamente appunto sentita. Chiaramente anche nell'area scolastica abbiamo questa possibilità di trovare queste conferme nella possibilità di utilizzo, ma soprattutto di una possibilità che viene sempre più professionalizzata anche con la formazione dei docenti. Presidente, ha deciso di coordinare in prima persona la conferenza sulla lingua friulana. Perché questa decisione? Ho deciso di coordinarla personalmente perché comunque è la mia lingua, è la rappresentazione di quella che è la mia identità, la mia appartenenza ad un territorio, ad una comunità. Pertanto sono assolutamente orgoglioso di essere Presidente del Consiglio regionale e rappresentare l'Assemblea legislativa di tutto il Friuli Venezia Giulia, ma è altrettanto vero che ciascuno di noi ha il proprio cuore legato al proprio territorio, alla propria comunità e alla propria lingua. Essendo il friulano la mia lingua e appartenendo a questo territorio, ho deciso di coordinare e seguire direttamente i lavori di questa conferenza, pensando che potesse essere il momento giusto per fare un punto della situazione importante su quello che è lo stato di attuazione delle varie misure, capire come agire per poter rafforzare ulteriormente la tutela e la valorizzazione della lingua friulana. Lei ha sottolineato come tutelare la lingua friulana significhi tutelare la nostra autonomia, la nostra identità. Ma assolutamente, innanzitutto l'identità, perché la lingua è uno strumento di identità e di appartenenza, ma naturalmente anche le tradizioni, quella che è il proprio senso di appartenenza ad una comunità, e ovviamente l'autonomia, che in qualche modo trova fondamento anche su quel multiculturalismo, multilinguismo che caratterizza il Friuli Venezia Giulia. Pertanto tutelare il friulano significa tutelare proprio noi stessi. Anche la demografia incide sulla vitalità della lingua friulana. Da un lato la denatalità, nascono meno bambini, e dall'altro la popolazione anziana, quella che è un po' lo scrigno anche della lingua friulana, che un po' alla volta se ne va. Ecco, quanto pesa tutto questo? Chi si è occupato della ricerca sociolinguistica che abbiamo realizzato un paio di anni fa ci ha detto che questo incide molto, insieme anche all'immigrazione,
perché comunque l'immigrazione incide anche sulla presenza della lingua, fra l'altro anche italiana, non solo friulana. Diciamo che la problematica si innesta a partire dal fatto che quando muore un anziano tendenzialmente muore qualcuno che il friulano lo sa. Quando nasce un bambino, visto il contesto molto mutato rispetto agli ultimi 30-40 anni, non sempre parlerà friulano, anche se comunque rispetto ad altre aree in cui sono presenti lingue minoritarie o anche dialetti, il Friuli si caratterizza per un grande tasso di trasmissione intergenerazionale che supera il 50%, in alcune aree arriva anche al 70-80% e poi viene rafforzato dalla scuola. Però chiaramente la demografia è un qualche cosa che neanche l'Arlef o la regione, portati ad essere perfetti, possono risolvere, perché se manca la materia prima, se mancano i parlanti, non possono parlare fra l'altro né friulano né italiano. Si è passati dai 610.000 parlanti friulano di 12 anni fa ai 444.000 attuali. Esatto, si è passati con un sistema di misurazione leggermente diverso, quindi non è proprio del tutto comparabile, però dà un ordine di grandezza. Il fatto positivo però è che abbiamo misurato con più precisione chi sono i parlanti potenziali e quindi siamo riusciti a capire che ci sono almeno altre 300.000 persone che hanno una conoscenza passiva del friulano e quindi nei prossimi anni anche ci concentreremo ad attivarli il più possibile, quindi a fare in modo che chi ha questa conoscenza passiva possa in qualche modo andare a mettersi assieme agli altri 444.000 che già parlano friulano in maniera usuale, come si suol dire. L'ambizione è riuscire a fare in modo, questa è una cosa che insegnano i gallesi, che quando nasce un bambino possa già essere inserito fra quelli che parleranno friulano.